che vado via. A Venezia in questo periodo sono pieni i palazzi, sono pieni i giornali, sono piene le riviste, insomma tutti pensano che parlando d'arte si possa avere delle strade aperte e magari guadagnare qualche soldo in più. Allora io preferisco non tanto di parlare d'arte, nonostante che l'argomento evidentemente mi interessi tanto, preferisco parlare di lavoro e del lavoro da cui nasce l'arte, perché, e qua è una mia concezione e quindi è una mia idea che non coinvolge gli artigiani che sono venuti con me a fare questa esposizione, è una mia idea particolare che le idee nascono dal fare e non sono le idee che ci fanno fare, no? C'è un artigiano che fa in Italia come si dice, in Italia la balsa, mi sembra, in Campo Santa Barbara, che ha fatto un bigliettino scrivendo penso con le mani. Noi lavorando vediamo la materia, cambiamo la materia ci ricambia e ci mostra che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo lavorare, rispettarla, seguire le caratteristiche tecniche di ciascuna materia, il marmo, il ferro, il vetro, no? E da là nasce il prodotto artigianale che nelle sue manifestazioni più alte arriva ad essere arte, no? Per cui io penso che sia dal nostro lavoro che nasce una cosa bella, non da qualcuno che si siede al tavolino e che pensa devo fare una cosa bella, no? Poi quando vedo a Murano qualche architetto con gli occhialini verdi che va in fornace per proporre le sue idee senza sapere che cos'è il vetro, senza sapere come si lavora il vetro, allora questa è l'idea che secondo me oggi va per la maggiore, ma è un'idea che al mondo degli artigiani non appartiene. Quindi io faccio parte del mondo degli artigiani, penso che dobbiamo farci vedere, penso che dobbiamo far presente che siamo anche noi qua, che siamo la base della conoscenza, che siamo la base del prodotto artistico.
Ma chi si è che ti ha fatto lo scherzo di buttare l'acqua addosso? Carino, particolare, vedi il particolare, vedi. Questi fa parte dello stile, perché se ti guardi ben Anastasia Dedi costruisce queste bellissime composizioni su vetro. Pitturati tutte a mano, su vetro, in forno. Ho pensato alle bricole, anche una cosa di Venezia tipica. Quindi si è ispirata. Ho messo le vetrate tra due bricole, allora. Alla mostra Venezia di vetro abbiamo Giacomo De Carlo, il curatore del libro che lei ha scritto sulle perle veneziane. sulle perle veneziane. Questa è una storia molto lunga, ho cominciato naturalmente a collezionare queste perle, che è la mia passione, ancora 40-45 anni fa.
e ho raccolto una collezione notevole, si parla di 5.000-6.000 perle naturalmente, trovate un po' dappertutto al mondo, e sono perle fatte qui a Venezia, che usavano come moneta di scambio per l'Africa e i paesi africani. E naturalmente inizialmente le ho collezionate, poi naturalmente a un certo momento ho detto ma perché non fare un libro? Poi naturalmente ogni perla, ogni singola, ogni gruppo di perle naturalmente annotavo, prendevo nota naturalmente del periodo, chi li ha fatte eccetera, per cui mi è stato anche facile, diciamo, di compilare questo libro. Per cui poi naturalmente ho fatto una mascherina in cui naturalmente con una numerazione ci sono naturalmente date, personaggi che le hanno fatte e l'epoca e dove sono state trovate, per cui siccome che anni fa avevo avevo un piccolo terreno, una casetta a Sant'Erasmo, per cui anche lì ne ho trovate parecchie e anche in laguna, per cui è tutto quanto descritto molto dettagliatamente. Il libro quando è che è uscito? Questo qui quest'anno nel 2012. 2012, quindi è proprio 2012. Sì. Ecco questa, e volevo soffermarmi su questa perla, che è una perla, questa è una perla particolare, si chiama Rosetta, ha una particolarità che esistono solamente 2 esemplari, uno al Museo Vetrario e questa che appartiene a me naturalmente. Ha la particolarità che ci sono nel marrone ci sono delle rosette, per cui è una cosa rarissima. Il nome deriva quindi proprio No, si chiama Rosetta perché è stata una creazione che è stata fatta nel 500 da una baroviera. Con questo libro, il titolo naturalmente si chiama Perle di vetro veneziane, una lunga e affascinante storia. Alla mostra Venezia di vetro abbiamo il maestro Guido Farinati. Prego maestro, cosa ci vuole raccontare di questa bellissima mostra? Allora, intanto c'è una bellissima gente che cerca di usufruire di queste nostre scherzi che abbiamo fatto. Lei li definisce scherzi? Ma sì, è tutto uno scherzo la vita. Bella, mi piace come affermazione. Abbiamo qui il maestro Maurizio Alfier, un altro artista del vetro che ha esposto in questa mostra. Maestro,
Maestro, cosa ci può raccontare delle sue opere? Mi sembrano veramente molto belle. Io non racconto niente, cioè, sono solo delle composizioni che faccio con zanfirico, murrine che faccio in fornace, le realizzo io e dopo mi diverto a comporre questi pezzi qua. Quindi questi sono proprio dei pezzi che lei crea in base appunto al materiale della murrina? Sì, con le murrine, con canne, zanfirici, tutto quello che è il materiale, diciamo, prettamente muranese, ecco, solo che lo lavoriamo in terraferma. Come si realizza la composizione di un pezzo di queste sue opere? Allora, questi sono delle murrine che vengono, come dicevo prima, fatte da me in fornace, e dopo vengono tagliate e predisposte su un piano dove vengono dopo fuse e si amalgama tutto quello che c'è. Dopodiché ci sono varie lavorazioni che sono la molatura, l'incisione, la battitura per rendere il pezzo più o meno elaborato, insomma. La fonte di ispirazione vedo che sono un po' tra il moderno, però con anche la fonte di ispirazione sono cose che vedo, mi piacciono, faccio e le assemblo e vengono fuori, insomma, questo è. Abbiamo qui alla Mostra Venezia di Vetro il maestro Salvatore Sito. Queste sono le sue composizioni, maestro? Sì, sono collane di vetro di un sapore etnico-storico che cerchiamo di poterle ancora, come dire, renderle belle sotto il profilo del colore, della forma, della misura, dando quel spessore diverso che il vetro anche presenta. È un gioco che facciamo con molto amore, con molto interesse, ci piace vederlo, adoperiamo ancora certi vetri vecchi del 1930, del 1940, così dà anche quel sapore sia del colore ma anche proprio del tatto, così anche toccare la perla, la collana, dà quella sensazione talmente diversa che è bello. E ripeto, sono sempre giochi di vetro. Hans-Peter Neidhardt, maestro artigiano, veneziano o... No, veneziano no. Ecco, appunto. La mia origine, io sono nato in Germania, mio padre era tedesco e mia madre è friulana, si sono incontrati durante la guerra. Bellissimo. E quindi diciamo io sono... ho sempre abitato a Venezia, ho studiato a Venezia, poi i casi della vita mi hanno portato a incontrare il mondo del vetro di Murano. Cioè, io lavoravo a Milano, mia moglie non voleva perché non ero mai a casa e allora c'era mio cognato che è sposato una muranese che faceva dei piccoli lavori con delle murrine e mi ha introdotto in questo lavoro. Da un piccolo laboratorio siamo andati avanti sviluppando il lavoro fino a trasferirmi a Murano, dove sono stato 7 anni e ho conosciuto l'insieme del vetro di Murano, dalla composizione sempre delle murrine rigorosamente muranesi, a quel tempo era la vetreria Moretti, oggi ha un altro nome, fino al vetro soffiato, ai fermacarte, ai vasi, a collaborazioni con fabbriche che adesso non ci sono più o anche persone che nel tempo poi sono diventate famose.
Poi Murano ha avuto dei problemi, io sono dovuto andare via perché la fornace dove lavoravo ha chiuso, mi sono trasferito in terraferma fino ad essere oggi a Scorzè con una piccola vetreria sì, difatti dove ho visto faccio... che lei lavora a Scorzè? Sì, esatto. Lei lavora a Scorzè. Ho una piccola vetreria, faccio sia il vetro di piccole dimensioni come il monili ed altro, e faccio anche vetro soffiato, in particolare lampade, con la tecnica... Il mercato però è collegato al mercato di Venezia? Che sì, c'è questa distinzione che secondo me è artificiosa, cioè storicamente valida, no? Sì, per difendere il vetro di Murano, ma oggi in una società ormai dove le barriere non ci sono più, parlare di vetro di Murano a Scorzè non ha nessun controsenso, perché il mio vetro lo compro a Murano, la produzione che faccio è una produzione secolare di tradizione muranese, non ho l'indirizzo di Murano, non ho il bollino di Murano, però penso che il chiudersi sia poi un'operazione svantaggiosa più che un'operazione di salvaguardia. Io in ogni caso sono appassionato del mio lavoro e quindi vado avanti e cerco di portare il rispetto a cui devo al vetro di Murano. Il lavoro va sempre avanti, cerchiamo strade nuove, cerchiamo di farci conoscere. Questa iniziativa è una mostra che raccoglie più artigiani per farci conoscere. Noi siamo poco propensi a pubblicizzare il nostro lavoro, siamo timidi, no? Non siamo abituati neanche a capire il valore stesso di quello che stiamo facendo, perché pensiamo che siano delle cose normali. Invece in un mondo dove certe tradizioni vanno scomparendo, il lavoro stesso non è più così normale, quotidiano, scontato, no? Quindi questo è il senso di questa iniziativa.